Green Pass come forma di presidio e tutela contro il Covid, così il patriarca di Venezia, Monsignor Francesco Moraglia, sull'estensione dell'obbligatorietà da ottobre del documento anche nei confronti dei dipendenti pubblici. Noi dobbiamo cercare di guardare al meglio per noi e per la società. Quindi ci sono delle forme dei presidi che possono essere di aiuto per tutti e non dimentichiamo, anche se qualcuno può sentirsi forte, ci sono delle persone fragili, deboli, perché le stagioni della vita sono fatte anche dall'anzianità, sono fatte anche dalla malattia. Green Pass che significa in una parola una cosa sola, vaccino. Dalla prossima settimana ripartirà anche in Veneto uno tra i motori trainanti del mondo della ricerca e dello studio, la scuola. E da qui si riapre un'altra tematica più attuale che mai. Si potranno prendere i mezzi di trasporto pubblici in totale sicurezza? La risposta è quella della modalità di una rappresentazione di un mondo che è già cambiato. Credo che sia una forma di tutela per la città, per la cittadinanza, per il bene comune.